Era in arrivo all'aeroporto internazionale di Newark Liberty, nel New Jersey, l'aereo della United Airlines proveniente da Venezia che durante la fase di atterraggio ha urtato un palo della luce e un camion per le consegne lungo l'autostrada che costeggia l'area aeroportuale poco prima di toccare terra. L'incidente è domenica 3 maggio alle 14, ora locale di New York. Secondo quanto riferito dalle autorità statunitensi, il Boeing 767 è riuscito ad atterrare in sicurezza e raggiungere il gate. A bordo oltre 200 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio, nessuno di loro ha riportato ferite. Nell'impatto è rimasto coinvolto anche il furgone. Le immagini diventate virali riprese dalla telecamera interna di sicurezza del veicolo mostrano gli attimi dello scontro. L'autista è stato trasportato in ospedale con ferite lievi da taglio ed è stato successivamente dimesso. In corso le indagini per accertare le cause dell'incidente.